trasmissione del Movimento Giovani Padani della Martesana, sempre solo sulle frequenze di Radio Padania Libera. In studio a farvi compagnia in questo pomeriggio di pioggia c'è il nostro Matteo Santesso da Binasco. Ciao a tutti. E la vostra Magda Veretta da Senago. Bene, insomma, oggi parleremo di un sacco di argomenti. Questi giorni sono stati toccati da intensi avvenimenti a livello politico, sia internazionale, dallo scontro insomma tra Trump e la Clinton, alla battaglia sul referendum costituzionale che continua a caratterizzare il panorama della politica italiana. Ma c'è stato un avvenimento molto importante di cui in pochissimi hanno parlato. Cosa è successo domenica 9 ottobre? Domenica 9 ottobre in molte città italiane i consiglieri comunali e i sindaci sono stati chiamati ad autoeleggersi all'interno della cosiddetta città metropolitana, che altro non è che un nuovo nome attribuito alle ex province. Vi ricordate quando tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, Renzi, il PD ci dicevano aboliremo le province, finalmente aboliremo i costi della politica e via dicendo? Bene, la provincia esiste ancora, si chiama solo in un altro nome e semplicemente nessuno più vi dice che bisogna andare a votare perché non siete più chiamati ad andare ad eleggere i vostri rappresentanti, ma sono i politici che si autoeleggono tra di loro. Questo è quello che è avvenuto per Città Metropolitana e che molto probabilmente vuole fare il Premier Renzi la stessa cosa sul Senato. Vi sta dicendo che abolirà il Senato e in realtà accadrà la stessa identica cosa. L'italiano purtroppo non è un'opinione, verba volant scripta manent, e questo c'è scritto su la riforma, la proposta della riforma costituzionale. Ma vi leggo brevemente, dato che magari molti di voi non sono informati sulla questione, appunto cosa è successo soprattutto a Milano, perché insomma è quello che tocca a noi sul territorio. Il 9 ottobre del 2016 si sono tenute le elezioni appunto della città metropolitana ex provincia. Città metropolitana consegnata al centrosinistra, vince 14 seggi su 24. Ovviamente il presidente della città metropolitana di Milano è automaticamente diventato Sala subito dopo l'elezione a sindaco di Milano, quindi sindaco del capoluogo della città, del capoluogo di provincia, diventa automaticamente il presidente della città metropolitana e i consiglieri comunali e sindaci che si autoeleggono tra di loro sono chiamati ad esprimere una preferenza appunto di un nome piuttosto che un altro per rappresentarli all'interno del consiglio della città metropolitana. Il centro-sinistra con la lista unitaria C+, si conferma maggioranza nella città metropolitana ex provincia dopo le elezioni che si sono tenute domenica 9 ottobre. Si è trattato di elezioni di secondo livello con diritto di eleggere ed essere eletti riservato a consiglieri comunali e sindaci di tutti i comuni metropolitani. Era dunque composto da 2069 persone il corpo elettorale e l'affluenza si è attestata sul 75%. Molto bassa considerando che a votare erano esponenti politici. 1 su 4 ha disertato l'appuntamento. Lo spoglio è stato ultimato nel primo pomeriggio di lunedì 10 ottobre. 5 le liste che concorrevano per i 24 consiglieri metropolitani, C+, centrosinistra, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e una lista civica. Al centro-sinistra sono andati 14 seggi su 24, dunque la maggioranza assoluta. Forza Italia ha conquistato 6 seggi, la lista Lega Fratelli d'Italia 2, tra l'altro con Massimiliano Bastoni, consigliere comunale a Milano, e Raffaele Cucchi, sindaco di Parabiago, a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, e 5 Stelle e Civici di Sinistra, Rifondazione Area Socialista, uno ciascuno. Primo eletto della lista C+, quindi quella del centro-sinistra, è Pietro Mezzi, di Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere comunale a Minegnano, poi il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, e la consigliera comunale di Milano, Arianna Censi, entrambi del Partito Democratico.
La Censi è in lizza con Siria Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo, anche lei eletta, per fare da vice Giuseppe Sala, che come sindaco di Milano è anche sindaco metropolitano. Dal Consiglio Comunale di Milano vengono eletti anche Paola Bocci, Elena Buscemi, Bruno Ceccarelli, Franco D'Alfonso e Beatrice Uguccioni. Gli altri eletti della lista C++ sono Roberto Maviglia, Giorgio Mantoan, Barbara Agogliati, Michela Palestra, Daniele Del Ben. A Forza Italia vanno 6 seggi e anche in questo caso primeggia Melegnano con il sindaco Vito Bellomo. Poi Vera Cocucci, consigliera comunale di Mediglia, Angelo Di Lauro, consigliere comunale di Cinisello Balsamo, Graziano Musella, sindaco di Assago, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, e Luciano Guidi, consigliere comunale di Legnano. L'alleanza Lega Fratelli d'Italia deve accontentarsi di 2 seggi, entrambi leghisti, il consigliere comunale di Milano Massimiliano Bastoni e il sindaco di Parabiago Raffaele Conchi. Un seggio per la coalizione La Città dei Comuni di estrema sinistra viene eletto Alessandro Braga, giornalista del Manifesto e di Radio Popolare, vicino a Rifondazione Comunista, che è consigliere comunale a Inzago, mentre Movimento 5 Stelle ottiene un solo seggio che va a Marco Carettoni, consigliere comunale di Sedriano, dove i pentastellati governano. Ecco qua, insomma, era credo opportuno informare tutti su quanto appunto è accaduto nello scorso weekend. Come vedete, i dati dell'affluenza, ovviamente rispetto magari a un'elezione normale, sono stati un po' più alti, però per essere un'autoelezione tra politici il 75% comunque non è un'affluenza altissima, insomma ci aspettavamo qualcosa di più. Ma il dato interessante ovviamente non è questo. E perché vi parliamo oggi di questo? Ovviamente per collegarci alle ragioni del no, del perché votare no alla riforma costituzionale. Perché la stessa cosa, la stessa sorte che ha toccata alle province, che sostanzialmente esistono ancora, hanno cambiato nome e voi non le votate più, e c'è una grossa confusione normativa sulle attribuzioni dei compiti che una volta erano delle province e adesso non si sa di chi siano ancora dopo 3 anni. La stessa cosa purtroppo avverrà con il Senato. Anche all'epoca il Partito Democratico con Renzi in testa e Del Rio dicevano abolendo le province avremo meno costi per la politica, i politici andranno finalmente a lavorare, avremo una semplificazione normativa. Ecco, tutto questo in realtà non è accaduto e adesso vi facciamo ascoltare il perché. La provincia non si vede più. Prima era sempre qui a pulire, metteva il catrame e macchina c'era a camminare 30 all'ora. Se uno ha un motorino cade anche con tutte quelle buche giù di lì. Questa è la strada provinciale 1 di Massa Carrara, che parte da Cinquale e va su, verso Montignoso. Frane, buche e smottamenti. Una situazione difficile che richiede provvedimenti coraggiosi. Saremo costretti ad emettere dei divieti, per esempio il limite di velocità a 30 km/h, insomma sulle strade fuori dell'autostrada normalmente è 90, ma noi lo metteremo a 30 km/h, ma senza aver paura, Dopo poi che le proteste se le gestisca qualcun altro. Certo, perché un limite di 30 km/h su tutte le strade della provincia farà infuriare gli automobilisti, ma tant'è, i soldi per sistemare le strade non ci sono. Non c'è alcuna possibilità di manutenzione. Il paradosso è che gli automobilisti pagano un sacco di soldi alle province, alcuni miliardi di euro all'anno, e in cambio hanno strade provinciali in condizioni penose, piene di buche, quindi cornuti e mazziati. Eh sì, perché se non lo sapevate, gli automobilisti pagano alle province un bel po' di tasse. Quando paghiamo l'assicurazione o compriamo un'auto nuova o usata, un po' dei soldi che spendiamo vanno lì, alle province. Nel 2014 oltre 3 miliardi e mezzo di euro. La macchina è come la casa, è un bene mobile registrato, è facilissimo da tassare, diciamo che è una specie di bancomat. Paghiamo l'assicurazione per sistemare le strade, per avere un po' di sicurezza, ma poi
Le province continueranno a riscuotere le tasse sulle auto, ma si lamentano del fatto che i 3 miliardi di tagli che sono messi in calendario da qui al 2017 faranno sì che loro continueranno a riscuotere queste imposte, ma le gireranno tutte allo Stato. I 3 miliardi di tagli sono quelli previsti dalla legge Delrio, la riforma che svuoterà le province, facendo traslocare verso altri enti parte delle funzioni e dei dipendenti. La preoccupazione c'è, prima di tutto perché le cose non sono ancora chiare. Potrebbero anche scomparire domani mattina le province, ma se uno non risponde a chi svolge quei servizi con quali soldi, sta raccontando una mezza verità. Entro il 31 marzo le province, sulla base delle competenze che perderanno e che dovrebbero andare alle regioni o ai comuni, avrebbero dovuto fare un elenco del personale in esubero. Una lista, attorno ai 180 nomi per quel che ci riguarda, di personale che verrà messo in questa lista sovrannumeraria. Mancano i criteri. Le regioni non ne vogliono sapere, nel senso che non vogliono sobbarcarsi i costi aggiuntivi di funzioni ex provinciali, anche perché anche loro, le regioni, hanno la loro bella spending review da fare, la manovra gli chiede 4 miliardi. E dall'altra parte ci sono i comuni. Dall'altra parte ci sono i comuni che hanno anche loro i loro tagli da fare, hanno le loro difficoltà a sobbarcarsi le funzioni provinciali. Fino all'anno scorso avevamo una provincia che contribuiva praticamente sulla parte dei trasporti, ora non può più contribuire perché non ha più fondi. Noi, se dobbiamo aggiungere ai nostri bilanci altri soldi, dobbiamo poi tassare, perché il gioco è questo. Il comune di Caorso si trova al centro della provinciale 10, che collega Piacenza a Cremona, e anche qui i problemi sono sempre quelli. Come sono messe le strade? Male. Perché? È la provincia. Dove termina la guardarai, fino al cavalcavia, sulla destra, potrete contare dai 20 ai 30 copriruota. Li perdono a causa delle buche della strada. Rieccoci di nuovo in studio, volevamo farvi ascoltare questo contributo di un servizio di una nota trasmissione di La 7 del 15 aprile del 2015. Qual è la differenza, diciamo, rispetto alle lamentele che sono emerse all'interno di questo video? L'unica differenza è che i dipendenti delle province che sono stati intervistati durante il servizio, insomma era passato poco più di un anno dall'emanazione del decreto Delrio e non sapevano ancora i dipendenti provinciali che fine avrebbero fatto. Ecco, l'unica differenza da il 15 aprile 2015 al 13 ottobre del 2016 è che i 60.000 dipendenti delle province sono rimasti nelle province, ok? Quindi i loro posti di lavoro sono salvi e di questo siamo assolutamente felici, ci mancherebbe altro, ma il cosiddetto cambiamento, rinnovamento apportato tramite il decreto Delrio con l'abolizione delle province in realtà non c'è stato. Poi essendo fortemente federalisti, comunque noi della Lega siamo sempre stati contrari all'abolizione delle province, quindi ben venga questa cosa. Il discorso è semplicemente che un cambiamento consistente in realtà è stato fatto, perché voi cari amici ascoltatori, che la maggior parte immagino non siate né consiglieri comunali né sindaci, non avete più il diritto di voto di eleggere i vostri rappresentanti. Ecco appunto che su questo argomento e sul tema del referendum costituzionale vogliamo sentire la vostra voce. Quindi Matteo, a che numero ci devono chiamare gli amici ascoltatori? Allo 02 6620 3529. Oppure mandateci un SMS che verrà prontamente letto in diretta al 346 64 277 56. Perfetto, bravissimo Matteo. Ecco, tra l'altro abbiamo fatto prima, diciamo, un focus su quello che è emerso per la città metropolitana di Milano, ma non solo Milano è andata al voto. In generale ci sono state le elezioni a Milano, a Roma, a Bologna e a livello generale appunto è il Partito Democratico che ovviamente ne è uscito vincente in quasi
tutte le città metropolitane. Le liste del centrosinistra confermano la maggioranza nel capoluogo lombardo ed emiliano, ma risultano le più votate anche a Torino e saranno decisive a Roma e Napoli, dove invece i numeri in Consiglio metropolitano saranno diversi da quelli in comune. Quindi vi rendete conto che è proprio una strategia studiata ad hoc dal Partito Democratico per far eleggere i propri membri? Perché, ad esempio, vi spiego. Io sono un consigliere comunale del comune di Senago che ha 24.000 e rotti abitanti. Rientro nella fascia tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, quindi tutti i consiglieri e sindaci dei comuni aventi tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, il loro singolo voto vale 37, ok? Mentre il voto di un consigliere di Milano, ad esempio il voto del consigliere Matteo Salvini, vale, adesso non ricordo, scusate, non ho il numero preciso sotto mano, vale 780. Capite che ovviamente il Partito Democratico si è fatto proprio i conti, ok? Conti alla mano, e ha creato la riforma ad hoc proprio in base alle sue esigenze. Bene, vi faccio sentire anche un contributo sempre per quanto concerne, diciamo, la posizione della Lega espressa dal capogruppo al Senato Gianmarco Centinaio per appunto le città metropolitane. Gianmarco Centinaio, lei ha definito il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il becchino delle autonomie locali, perché? Perché da un Presidente del Consiglio che ha fatto il Presidente di provincia, che ha fatto il sindaco di una grande città, non ci aspettavamo un provvedimento di questo tipo, un provvedimento che ha lo scopo di massacrare le amministrazioni provinciali, ha lo scopo di massacrare i comuni, i piccoli comuni in particolar modo, ma anche per esempio quelli di area, quelli delle aree metropolitane, dove i sindaci di questi grossi comuni, pensiamo per esempio a Milano, dove il sindaco Pisapia non è in grado nemmeno di garantire l'ordine pubblico nelle periferie. Immaginatevi come potrà garantire un tenore di vita elevato ai comuni che non fanno parte di Milano ma che rientreranno in questa macro area. A nostro parere questo decreto ha anche uno scopo, che è quello da un lato di massacrare le province, e non riusciamo a capire perché, ma dall'altro lato il signor Renzi porterà all'attenzione degli elettori italiani un numero pauroso e spaventoso di nuovi consiglieri comunali. Si parla di quasi di 27.000 consiglieri comunali in più e più di 5.000 assessori in più. Quindi da una persona che in più di un'occasione ha detto che voleva tagliare la casta, il fatto di portare 32.000 nuovi politici in più, questo non lo riusciamo a capire, veramente è inaudito, e questo Presidente del Consiglio a nostro parere deve andare a casa il prima possibile, perché sta facendo più danni lui in pochi mesi che Letta in un anno. Abbiamo sentito il contributo del capogruppo al Senato Gianmarco Centinaio del 26 marzo 2014, ancora molto attuale, ahimè, che insomma all'epoca Gianmarco Centinaio fece questo intervento che oggi è molto molto attuale e descrive perfettamente qual è la situazione odierna delle città metropolitane. Quindi ci tenevo particolarmente a farvi ascoltare questi contributi nonostante siano datati, perché se tra l'altro cercate delle dichiarazioni di Matteo Renzi o di esponenti del suo governo in merito all'abolizione delle province, vi posso assicurare, e vi invito ad andare a farlo, che è quasi impossibile trovare una dichiarazione, ma fortunatamente noi della Lega abbiamo la memoria molto lunga e ci ricordiamo perfettamente le parole dell'ex premier Renzi. Continuiamo subito dopo con città metropolitana e referendum costituzionale, subito dopo la pubblicità. State sintonizzati su Radio Padania Libera.
Rieccoci di nuovo in studio con la trasmissione del Movimento Giovani Padani della Martesana. Stavamo parlando dell'elezione della città metropolitana, collegandoci al tema del referendum costituzionale. Abbiamo ricevuto diversi messaggi che tra poco vi leggerò e tra l'altro, insomma, in questa seconda parte della trasmissione vi invito, dato che abbiamo illustrato in modo molto dettagliato cosa è avvenuto domenica 9 ottobre, cosa accadrà appunto e cosa è accaduto a seguito del decreto Delrio, e stiamo cercando, insomma, di avere un po' la sfera di cristallo per vedere cosa accadrà se dovesse passare il referendum costituzionale. Ma prima di tornare a bomba sull'argomento del giorno, abbiamo in collegamento l'assessore Alessandra Magro di San Giuliano Milanese. Buongiorno Alessandra. Ciao Magda, buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessandra, allora 2 giorni fa, l'11 di ottobre, in Sala Pirelli, quindi presso la Regione Lombardia, si è tenuto un importante convegno sui diritti della bambina, giusto Alessandra? Sì, esatto, dici bene. Promosso dall'assessore Francesca Brianza della Lega Nord. Vuoi raccontarci un po' di cosa avete parlato? Com'è stata la tua partecipazione e insomma come ti è sembrato questo convegno? Sì, allora io ho ricevuto questo invito in quanto assessore alla cultura, erano stati invitati anche amministratori di altri comuni della provincia di Milano e mi è sembrato interessante partecipare proprio perché il tema non era i classici diritti dei bambini, ma i diritti della bambina, essendo l'11 ottobre la giornata internazionale dedicata proprio alla bambina, quindi alla figura femminile. E inizialmente mi sono chiesta ma come mai questa cosa? E durante l'incontro è stato spiegato molto bene dai vari ospiti. In sostanza la bambina, nonostante noi viviamo nel 2016, viene effettivamente considerata in qualche modo inferiore, soprattutto in determinati paesi e in determinate culture. Ma se ci pensiamo bene è un po' così anche in Occidente, basta pensare al fatto che per partecipare alla vita politica abbiamo introdotto le quote rosa. Certo, certo. E quindi il convegno verteva proprio su questa condizione della bambina, quindi insegnare alle bambine fin da piccole, anzitutto che siamo diverse dai bambini, lo siamo biologicamente, ma lo siamo proprio anche a livello mentale e strutturale, che non significa essere inferiori o superiori, significa proprio essere differenti. Diversi, certo. Però la politica o comunque la società dovrebbero tramite le pari opportunità dare a tutti gli stessi strumenti per poter raggiungere i risultati. Poi è logico che ognuno raggiungerà i risultati in base alle proprie capacità, alle proprie attitudini, però non dovrebbe esserci una preclusione a priori, cosa che invece oggi accade, e quindi si è parlato delle mutilazioni genitali femminili, per esempio, addirittura in tante comunità, in tante tribù dell'Africa viene inculcato nelle bambine il fatto che per farsi accettare dalla propria comunità si debba essere infibulate, e quindi sono le bambine stesse a richiedere di subire questo tipo di tortura, perché poi di fatto è una forma di tortura. È una forma di tortura, assolutamente. Va cambiato proprio l'atteggiamento culturale. Certo, E poi si faceva anche tutto un discorso relativo ai disturbi alimentari, per esempio, che riguardano prevalentemente il mondo femminile, ma le ultime statistiche dicono che si stia diffondendo anche nel mondo maschile, e questi disturbi iniziano anche dalla prima infanzia, addirittura bambine di 2 anni che magari hanno un rapporto non propriamente normale con i propri genitori, soprattutto con la mamma, e che quindi poi riversano sul cibo questo sentimento deviato, questo disagio che si viene a creare. Certo. E poi dava molti spunti anche appunto per noi amministratori, quindi ci dava la possibilità di venire a contatto con varie associazioni, con la consulta femminile interassociativa, per cui anche promuovere un percorso sui propri territori è stato utile in questo senso, ecco, per darci qualche spunto. Certo, hai già pensato a qualcosa da promuovere sul territorio di San Giuliano Milanese? C'è qualcosa in cantiere o... Sì, ci stiamo lavorando, sia per quanto riguarda un progetto sull'alimentazione e sui disturbi alimentari,
sia proprio sui diritti dei bambini, da promuovere appunto fin dalla prima infanzia e nelle scuole. Quindi magari l'occasione giusta per cominciare sarà il 20 di novembre, che è la giornata proprio dedicata ai diritti dell'infanzia, quindi pensavamo di partire da lì per costruire poi un percorso che vada avanti per tutto l'anno e che coinvolga anche i genitori. Insomma, Alessandra, vediamo e cogliamo con piacere che da un semplice convegno, diciamo, in cui è fatto da auditrice, già hai trovato grande spunto per attivare delle politiche sul territorio. Questo è quello che un amministratore bravo e competente deve fare, quindi ti faccio assolutamente i miei complimenti e poi insomma magari ci risentiamo anche più avanti per pubblicizzare l'iniziativa che farete proprio sul Comune di San Giuliano. Assolutamente. Tra le parole che hai detto, diciamo che mi ha colpito, vabbè, innanzitutto che sicuramente sui diritti della bambina, stiamo parlando appunto delle bambine, mi sono venuti in mente diversi spunti di riflessione. Innanzitutto la differenza della condizione delle bambine, ma dei bambini tutti, tra Oriente e Occidente, no? Quindi a seconda una differenziazione in base alla cultura. E poi, come giustamente sottolineavi, le bambine sono diverse dai bambini, il collegamento viene facile al tema del gender, tema affrontato più e più volte attraverso le attive politiche di Regione Lombardia per contrastare il gender, che in molte scuole purtroppo viene diffuso e propagato a bambini insomma, che sono innocenti e devono sentirsi dire determinate cose, no? Sì, insomma, poi mi viene da dire non hanno neanche gli strumenti né mentali né di altro tipo per comprendere pienamente quello di cui stiamo parlando, per cui insomma è un po' una forzatura, sono argomenti che bisogna affrontare quando uno ha una formazione anche scolastica di un certo tipo e che quindi è in grado poi di decidere effettivamente per se stesso, certo, assolutamente, non facendosi pilotare dalla società. Che poi, insomma, quando si parla di gender è sempre un tema molto delicato, più volte è stato affrontato anche negli studi di Radio Padania, poiché non si parla tanto di omosessualità o eterosessualità, ma semplicemente porre una differenza che è biologica tra l'uomo e la donna, tra il bambino e la bambina, e vedere che in alcune scuole circolino libri dal titolo La principessa con il pisello, direi che è veramente allucinante, è veramente una volgarità che secondo me è anche un banalizzare una peculiarità che invece è fondamentale e ci contraddistingue, insomma. Non sono temi che si possono banalizzare in questo modo, ecco. Certo. E poi un altro tema che hai toccato molto importante è quello relativo, insomma, alle bambine quando cresceranno, il tema delle quote rosa, no? Esatto. Qual è la tua posizione sulle quote rosa, Alessandra? Così almeno ci confrontiamo, facciamo un confronto al femminile. Sono abbastanza contraria alle quote rosa, ma perché credo nella meritocrazia, banalmente, cioè a uomini e donne dovrebbero essere date le stesse opportunità e dovrebbero andare avanti i migliori. Non bisognerebbe trovarsi in una situazione perché c'è un obbligo di legge che ti dice tot persone devono essere donne. Non è un criterio distintivo, ecco. Condividiamo in toto le stesse, insomma, la stessa posizione, assolutamente. Dimmi pure, Alessandra. L'altra cosa interessante era l'analisi dei dati relativi alle percentuali di ricercatori e docenti universitari, perché finché si rimane nell'ambito dei ricercatori le donne sono in maggioranza. Quando invece si passa ai docenti universitari, quindi si raggiunge un livello apicale, e gli uomini diventano in maggioranza, per cui vuol dire che i ruoli inferiori ce li lasciano tranquillamente. Molto volentieri. E i ruoli di prestigio tendono sempre a tenerseli un po' per loro, ecco. Certo. Beh, insomma, poi sicuramente determinato anche dal fatto che le donne
tra maternità e via dicendo, Esatto. viene sfruttata questa condizione anche per dare una retribuzione lavorativa inferiore alle donne. Insomma, il tema è molto ampio e spero che avremo modo in futuro di affrontarlo. Io ti ringrazio per essere intervenuta oggi. Grazie a te. E averci portato, insomma, il tuo contributo, la tua esperienza che hai fatto in questo convegno sui diritti della bambina organizzato dall'assessore Francesca Brianza della Lega Nord in Regione Lombardia. Noi ti salutiamo e ti auguriamo un buon lavoro a San Giuliano Milanese. Grazie anche a voi, buon pomeriggio. Ciao Alessandra, ciao, un abbraccio. Bene, insomma, è stato un importante e molto costruttivo approfondimento che abbiamo fatto con l'assessore Magro, ma continuiamo con l'argomento del giorno. Stavamo parlando appunto dell'elezione delle città metropolitane in seguito al decreto Del Rio che insomma il Partito Democratico decantava così tanto: aboliremo le province, che quasi ci abbiamo creduto. In realtà le province non sono state abolite, hanno cambiato nome. Adesso le competenze non si sa in capo a chi siano, come abbiamo visto dal video precedentemente. Le strade non vengono asfaltate, c'è il grosso tema del trasporto scolastico dei disabili, molte politiche del welfare, non si sa a chi, in chi siano in capo, quindi regioni e comuni non sanno se devono essere certe tematiche in capo a loro o in capo al governo, e quindi c'è questa forte confusione normativa. E proprio collegandoci alle false promesse e alla confusione normativa viene facile il passaggio al tema del referendum costituzionale. Matteo, illuminaci un po' su quanto prevede il referendum costituzionale così tanto decantato, cancella Senato dal Premier Renzi. Ahimè. Esattamente come per le province, lo anticipiamo già, il Senato non verrà cancellato ma verrà riformato in modo da essere l'ennesimo organo sprecone e inutile sostanzialmente. Quali saranno le nuove funzioni del Senato? Non andrà più a legiferare come fa oggi, quindi a portare il proprio contributo alle nuove leggi che verranno formate dallo Stato italiano. Sì. Ma gli verrà affidato il compito di sorveglianza territoriale. Avrà questo compito del tutto inventato di seguire quello che è il territorio. Infatti dal territorio verranno, diciamo, eletti in qualche modo i nuovi senatori con un sistema del tutto simile a quello che c'è in questo momento per le città metropolitane. Certo. Cosa succede? Non ci sarà più l'elezione diretta da parte del cittadino dei senatori che il cittadino ritiene più opportuno eleggere, ma sarà un'elezione di secondo grado, appunto, che verrà sostanzialmente fatta tra i sindaci e i consiglieri regionali. Quindi i politici si eleggeranno tra di loro, autoeleggeranno. come avviene Esatto. già per la città metropolitana. Verranno designati come nuovi senatori coloro che verranno ritenuti degni sostanzialmente dalle segreterie di partito e dai gruppi consigliari in sé. Certo, viene delegittimata ancora una volta la vostra possibilità di votare, ed è proprio per questo che vogliamo sentire la vostra opinione. Chiamateci allo 0266 20 35 29 oppure mandateci un sms al 346 64 277 56. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive: signori, per il tema referendum Renzi ha violato la legge, ha invaso gli emittenti per sponsorizzare il suo sì. La par condicio è stata superata di molto. Altri politici della destra non hanno ancora raggiunto la visibilità forte per il no. Vogliamo che parliate dell'abuso di potere di Renzi e che venga denunciato all'autority. Ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore, perché in primis, tra l'altro, è emerso anche il tema del quesito, perché come è stato posto e formulato il quesito, diciamo che insomma, se si legge il quesito così come è scritto, quasi viene voglia di votare sì. Sembra una cosa bella, positiva, no? Insomma, finalmente un taglio a questi spreconi dei politici, no? In realtà poi, se andiamo ad analizzare il contenuto della riforma, come sta iniziando a fare il nostro Matteo, giusto? Matteo Santesso, non è Matteo Renzi,
vediamo che effettivamente non è così positivo come in realtà il testo vuole farci insomma intendere. E poi giustamente l'ascoltatore che ci ha scritto ha perfettamente ragione. Viene utilizzata ancora una volta il servizio pubblico, quindi la televisione pubblica, la RAI, per fare una propaganda spietata, fregandosene della par condicio per il sì, no? Direi che essendo soldi di tutti, ancora una volta ci indigniamo per questa cosa, per non parlare del fatto della polemica emersa su Roberto Benigni, che tempo fa era stato chiamato e pagato fior di migliaia di euro per spiegarci quanto fosse bella la nostra Costituzione, e adesso invece viene sostanzialmente ripagato per spiegarci quanto è brutta la nostra Costituzione. Quindi il potere del denaro. mi viene, insomma, mi dispiace dare dei giudizi, io non sono nessuno per darli, però è il classico esempio di un mercenario, perché insomma è così, non mi vengono altri termini per definire Roberto Benigni, insomma, che prima si presta a una cosa e poi si presta per un'altra. Ma mi continuiamo. ricollego un secondo a quanto detto dal nostro ascoltatore prima, sottolineando che questa riforma viene proposta da un Parlamento dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quindi di per sé non avrebbe ragione di essere. Certo. Ma continuiamo. Qual è un'altra caratteristica della propaganda per il sì? Dice che con questa riforma si risparmieranno almeno 500 milioni di euro con la finta abolizione del Senato. Cosa non vera, perché a conti fatti, se tutto andrà bene, si risparmieranno solo 50 milioni di euro all'anno per la gestione del Senato, a fronte di un'ulteriore spesa di altri 300 milioni di euro in più rispetto a quanto speso finora per la nuova gestione del nuovo Senato e l'elezione di ulteriori 24.000 nuovi assessori e consiglieri comunali a un costo notevolmente maggiorato, perché questi nuovi assessori e consiglieri avranno paga del tutto simile a quella degli attuali senatori. Certo, assolutamente. Di fatto si va ad aumentare i costi della politica invece che a ridurli. A differenza di quello che decanta il Partito Democratico. Poi, cosa abbiamo, Matteo? Raccontaci. Altri punti della propaganda per il sì. Altri punti cruciali? La riforma supererà il bicameralismo perfetto e si eliminerà di fatto il Senato, cosa non vera, perché le due Camere continueranno a esistere sostanzialmente con il loro costo attuale, nonché con maggiori costi dovuti all'incremento degli stipendi degli ex consiglieri, non sono ex perché manterranno entrambe le cariche, quindi sia di consigliere regionale che di senatore nel tempo libero. Tra l'altro io vorrei anche capire come i consiglieri regionali, i sindaci, vi dicendo, riusciranno a fare entrambe le cose, anche perché poi in primis la sede, cioè che se sei un consigliere regionale di Trieste capisci che per stare in consiglio regionale sul territorio e svolgere in modo corretto il tuo lavoro in consiglio regionale a Trieste e spostarti magari una volta a settimana a Roma comunque toglie non so, magari analizzando meglio si legge che hanno inventato anche il teletrasporto. Potrebbe essere, Renzi potrebbe essere capace anche di questo, assolutamente. Poi altre cose, Matteo, raccontaci. Altra balla assurda: il bicameralismo perfetto esiste solo in Italia. Non è vero. Le maggiori democrazie mondiali si basano sul bicameralismo. Ricordiamo gli Stati Uniti, la Svizzera, molto vicino a noi e molto la Svizzera, che sarebbe un modello da prendere ad esempio, a cui ambire. Tra l'altro molti ascoltatori ci stanno mandando più o meno lo stesso messaggio, ci sono arrivati 5-6 messaggi praticamente uguali da ascoltatori diversi, che ringrazio, che invitano tutti i radioascoltatori a guardare le slide su scenari economici
ci invitano appunto a leggere, adesso noi purtroppo non abbiamo tempo perché tra poco prenderà il nostro posto il buon Marco Pinti, ma di leggere le 12 slide che spiegano in modo breve e coinciso quanto appunto prevede la riforma costituzionale. Poi Matteo, stavi dicendo, scusami, non volevo interromperti. No, prego. Altra cosa bellissima della propaganda è: con la riforma le leggi saranno approvate più velocemente, abolendo una Camera. Cosa molto falsa, perché, come ci insegna il buon professor Stefano Bruno Galli, la presenza di 2 Camere consente di poter lavorare a 2 progetti di legge contemporaneamente, uno al Senato, uno alla Camera, e poi effettuare lo scambiarsi, scambio, infatti, assolutamente. raddoppiando di fatto la velocità di approvazione delle leggi, se questo si vuole. Ricordiamo che la presenza di 2 Camere non è fondamentale sulla velocità con cui si approva una legge, questa è dettata dall'uniformità di voto dei nostri parlamentari. Ricordiamo che la legge Fornero è stata approvata in 17 giorni, mentre la legge sulla introduzione del reato di omicidio stradale in 4 anni. Ecco, 2 Camere c'erano per una e 2 Camere c'erano per l'altra. Quindi sta tutto, insomma, alla volontà politica. Tra l'altro ci scrive Walter da Cuneo, scusa se ti interrompo Matteo, e ci dice: dato che devo pagare l'assicurazione non sono più obbligato a versare la strana alla voce provincia. No, caro Walter, è proprio qua il nodo cruciale che vogliamo far emergere, perché noi paghiamo ma non sappiamo che fine facciano questi soldi, perché le competenze delle città metropolitane non sono ancora state totalmente definite dal decreto del Rio. Quindi è questo il nodo cruciale, che noi paghiamo ma poi tutto ciò non si traduce in servizi. E ringrazio Walter da Cuneo che ci ha scritto. Ma proseguiamo sul tema della riforma costituzionale negli ultimi minuti che ci mancano, e poi vi deluciderò con gli appuntamenti sul territorio. Dimmi Matteo. L'ultima, per tenerci il dolce alla fine: la riforma è democratica. Ecco, ci voleva la bomba Lascio finale. Agli ascoltatori l'opinione. L'ardua sentenza, i posteri, l'ardua sentenza sta. Diciamo che l'articolo 1 della Costituzione recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, il lavoro non c'è già da un pezzo, adesso non ci sarà neanche più la democrazia, quindi insomma magari è la volta buona che riusciamo a fare la Padania, insomma, c'è più il lavoro, la democrazia. Allora a sto punto cancelliamo in toto l'articolo 1, già che ci siamo. E almeno insomma abbiamo fatto 30, facciamo 31. Insomma, dalla regia vedo che arrivano gli applausi, le standing ovation dei ragazzi di Cormano. Comunque, a proposito di Cormano e territorio, prima di chiudere con la nostra trasmissione volevo ricordarvi gli appuntamenti sul territorio. Sabato pomeriggio ci sarà il gazebo della Lega Nord presso il comune di Bresso, quindi vicino a Via Bellerio, in via 25 aprile dalle 15 alle 19. Poi, sempre sabato pomeriggio, avremo un gazebo della Lega Nord dei Giovani Padani, della Martesana, dalle 14:30 alle 18 presso il mercato di Paullo. E poi ci saremo anche a Cinisello Balsamo dalle 16 e anche la domenica dalle ore 15 davanti al fianco del comune di Cinisello Balsamo. Altro appuntamento tra l'altro importante sul mio comune, che è Senago, domani sera vi invito, siete tutti invitati a venire a una serata molto importante in cui attraverso l'ausilio di un avvocato costituzionalista spiegheremo tecnicamente i contenuti della riforma costituzionale e poi ci saranno gli interventi di politici di Forza Italia, Fratelli d'Italia e della Lega. Per la Lega Nord ci sarà Stefano Bruno Galli, che è il capogruppo della lista Maroni in Regione Lombardia e docente di storia delle dottrine politiche all'Università Statale di Milano, che ci spiegheranno perché politicamente dovremo votare no. Direi che è una serata molto interessante, perché entreremo nel vivo anche con questo avvocato costituzionalista che ci spiegherà il perché votare no. Quindi vi aspetto domani sera a Senago presso la sala consigliare alle ore 21. Bene, noi per oggi abbiamo terminato la nostra puntata.
Ci sentiamo settimana prossima, non so ancora bene sotto che forma, ma sicuramente dalle 14 alle 16 ci sarà Sammy Varin con la sua trasmissione, quindi rimanete sempre sintonizzati su Radio Padania Libera. E adesso lasciamo la parola a Marco Pinti. Buona Padania a tutti! Avete ascoltato Giovani Padani,